È con noi Marco Zanfi, portiere del CNC Service Recoaro. Marco, una partita di grande sofferenza, dove però la tua squadra ha saputo capitalizzare benissimo. Certo, il secondo tempo poi è stato anche lungo. Sì, abbiamo fatto una buona partita, veramente buona, secondo me. E ovviamente poi... Scusa, ovviamente senza Piroli e Alberto Greco, che era in categoria, sono due giocatori che giocano veramente mezzi bendati. Chiaro, poi quelli non devono essere scuse ovviamente, però fanno loro, fanno loro, quindi niente. Purtroppo a una certa abbiamo iniziato a soffrire le gambe, quindi mentre loro sono una squadra molto giovane, viaggiano, martellano, noi abbiamo iniziato a soffrire da quel rigore che ci ha un po' tolto le gambe, però sono contento perché diciamo, è un buon auspicio per questa seconda parte di campionato, che vedo la squadra che stiamo rientrando di più nel gioco, più duri, mi piacciono insomma. Sei comunque soddisfatto della serata, anche se ovviamente il Seregno, come dici tu, ha messo tanta intensità nel finale, forse ovviamente le energie erano anche un po' superiori. Sì, chiaramente, dopo noi abbiamo altri ritmi, un'altra vita, quindi però questo, ripeto, non sono scuse, noi siamo qui per giocare e comunque dobbiamo onorare la maglia, onorare il campo fino alla fine, quindi il nostro obiettivo sono i 3 punti, comunque poi quando va male, vabbè, portate a non abbatterci e continuare per la nostra strada. Grazie Marco.